Eder. Mech. Pallister. Dirò, per quanto riguarda le anomale telefonate partite o arrivate sul cellulare di Liliana il 14 dicembre 2021, dirò Liliana chiama o Liliana viene chiamata, sapendo bene che comunque quello che si muove sono i suoi cellulari e non lei, che era ufficialmente scomparsa. 14 dicembre 2021, ore 10:57 e 05. Sterpin manda un SMS a Liliana. Giorno 14 dicembre 2021, ore 11:59 e 29. Sterpin chiama Liliana. 0 minuti. Giorno 14 dicembre 2021, ore 11:59 e 29, stesso orario di Sterpin, il cellulare di Liliana attua una telefonata verso il suo stesso numero, durata 0 minuti. 14 dicembre 2021, ore 14:56 e 47. Sterpin chiama sul numero di Liliana, 11 secondi di telefonata. 14 dicembre 2021, ore 15:28 e 01. Liliana chiama il suo stesso numero, 0 secondi di durata. 14 dicembre 2021, ore 15:28 e 02, Liliana richiama con stessa modalità il suo stesso numero per altrettanti 0 secondi. 14 dicembre 2021, ore 16:59 e 54, Liliana chiama se stessa da un cellulare all'altro dei suoi e lo rifà anche un secondo dopo alle 16:59 e 55. 14 dicembre 2021, alle ore 18:00 e 22, Liliana chiama un numero fisso che inizia con 0422. Sempre il 14 dicembre 2021, alle ore 18:00 e 39, Liliana chiama un altro numero fisso che inizia con 0403. Nel profondo mistero della scomparsa di Liliana ci troviamo di fronte a un intricato puzzle. Approfondiamo l'analisi delle sue azioni con il telefono di Liliana, in particolare le chiamate a se stesso di durata 0 secondi. Sebastiano ha in mano il telefono di Liliana il giorno della sua scomparsa, effettua chiamate a diversi numeri, inclusi alcuni con cui effettivamente parla. Chiama se stesso più volte, con chiamate di durata 0 secondi, creazione di un falso senso di attività. Sebastiano potrebbe aver cercato di creare un registro di chiamate che suggerisse una normale attività del telefono di Liliana dopo la sua scomparsa, nel tentativo di confondere le indagini. Verifica tecnica del telefono. Che c'è un'azione meno complessa, ma comunque possibile, è la verifica del funzionamento del telefono. Tuttavia, data la situazione e le implicazioni, questa spiegazione sembra poco probabile. Approfondimento sulla chiamata al proprio numero. Chiamare il proprio numero potrebbe non avere un risultato diretto in termini di comunicazione,
ma potrebbe servire a diversi scopi secondari in un contesto di potenziale depistaggio. Verifica dell'identificazione del chiamante. Potrebbe essere stato un tentativo di vedere come il suo numero appariva sul display del telefono di Liliana, per assicurarsi che non ci fossero anomalie o per comprendere come le chiamate in uscita venissero registrate sul dispositivo. Creazione di un registro di chiamate ingannevole. Inserendo nel registro numerose chiamate a se stesso, potrebbe aver sperato di creare confusione o di distogliere l'attenzione dalle chiamate realmente significative fatte quel giorno. Tentativo di cancellazione o modifica di dati. Considerando la possibilità che Sebastiano non fosse pienamente consapevole di come funzionano i dispositivi mobili moderni, potrebbe aver creduto che chiamarsi da solo e poi cancellare quelle chiamate avrebbe potuto in qualche modo influenzare o nascondere altre attività sul telefono. Conclusione deduttiva. Le chiamate a se stesso, date le circostanze, sembrano meno un tentativo di verifica tecnica e più un possibile stratagemma per confondere o manipolare le prove. Si potrebbe considerare questo comportamento come un indizio potenzialmente cruciale che merita un'indagine più approfondita. Sempre nel contesto delle altre azioni e prove disponibili, la chiave per risolvere questo mistero risiede nella comprensione delle motivazioni dietro queste azioni apparentemente insensate, sempre tenendo presente che quando si è eliminato l'impossibile, quello che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità, come direbbe Holmes. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.